Il Veneto eccelle nella raccolta differenziata, infatti è la prima regione d'Italia secondo gli ultimi dati, ma credo anche di poter dire prima d'Europa. La raccolta differenziata ormai è un dato di fatto, quindi c'è l'impegno dei cittadini, c'è l'impegno degli enti poi che gestiscono a partire dalla regione il ciclo dei rifiuti, però c'è ancora una parte purtroppo di popolazione, di cittadini, di persone che non amano il proprio territorio, non amano il Veneto, in questo caso non amano l'ambiente, che disperdono ancora rifiuti sul territorio. Si va dai mozziconi di sigaretta alle bottiglie di vetro oppure di plastica, ai rifiuti anche più pericolosi. Questa associazione ha dato un messaggio importante perché con i volontari passa nei vari territori della Regione Veneto ma anche d'Italia a fare pulizia di fossi, scoli e di aree pubbliche raccogliendo questi rifiuti, appunto sono raccoglitori di inciviltà altrui, quindi è un esempio molto positivo che aiuta a sensibilizzare ancora di più la popolazione, nonostante ci sia un impegno profuso da tutte le istituzioni verso appunto il tema dei rifiuti, però queste associazioni, in particolare l'associazione di raccoglitori di civiltà altrui, è un'associazione che sta facendo molto anche a livello di formazione e di cultura, per cui ecco, io li ringrazio per essere stati i nostri ospiti oggi e far parte di quella grande famiglia che è il terzo settore e il mondo del volontariato in Veneto e in Italia. È nato tutto da una mia azione di protesta 6 anni fa, prima del Covid, stanco di vedere tutti questi rifiuti abbandonati. Da ciclista di vecchia data ho detto devo fare qualcosa di concreto, non posso più stare a guardare e mi sono costruito un carrettino che ho anche chiamato Leggenda e ho iniziato a pulire i fossi vicino a casa mia. Mi sono adottato una zona, diciamo, ecco. E piano piano nel 2022? Nel 2022 siamo diventati l'esigenza di diventare associazione, perché ora siamo in 150, dunque bisognava darsi anche delle regole, anche per un discorso di responsabilità, e siamo diventati associazione a tutti gli effetti ODV. Raccoglitori di inciviltà altrui. Raccoglitori di civiltà altrui, questa frase, no, è talmente umile che fa capire che noi non vogliamo insegnare l'ecologia a nessuno, noi facciamo un'azione che è quella di raccogliere l'inciviltà altrui. Un appello ai cittadini veneti? Siate più attenti ai vostri piccoli gesti quotidiani, è di fondamentale importanza. Se abbiamo qualcosa in mano, anche una cartina di caramella, perché buttarla a terra? Se abbiamo un fazzolettino di carta, perché soffiarsi il naso e poi buttarlo a terra? Ecco, se ognuno di noi facesse la propria parte, il mondo sarebbe migliore.